Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, buongiorno, ben ritrovati come sempre in diretta con tutte le notizie, la giornata del maltempo, un maltempo che già peraltro avevamo annunciato nei nostri notiziari di ieri, un maltempo che è arrivato, è allerta rossa in Veneto, ma ad oggi sembra che la questione sia ancora sotto controllo, la pioggia è molto forte, raffiche di vento, la situazione è peggiore nelle zone del Vicentino e del Padovano, ma fanno sapere dalla Protezione Civile regionale che appunto la situazione è sotto controllo. Noi siamo su tutti i fronti con le nostre truppe come sempre per aggiornarvi sulla situazione, e poi ovviamente non mancherà anche la pagina politica in questa nostra prima edizione con il segretario regionale del Partito Democratico. Sapete che la festa dell'unità sta partendo sia a Treviso che a Padova. Treviso parte questa sera con la presenza, l'ospite Vincenzo De Luca. Allora partiamo però con il maltempo, siamo subito nella Marca a Castelfranco, dove per noi c'è il nostro Cristian Arboite. Ricorderete le immagini di una Castelfranco con piazza Giorgione allagata di circa un mese fa. Torna la paura, tornano i sacchi di sabbia. Cristian, buongiorno, siamo da te, raccontaci la situazione. Buongiorno Anna, eccoli i sacchi di sabbia che sono ritornati, sono centinaia a protezione di Castelfranco Veneto. Siamo in via Romanina, questo è un condominio, una palazzina che i nostri telespettatori conoscono bene, perché abbiamo documentato la devastazione delle due ondate di maltempo che si sono abbattute soprattutto su questa zona di Castelfranco a metà maggio e a fine giugno. Davvero nei sotterranei, negli scantinati di questo angolo di Castelfranco non era rimasto più nulla e inevitabilmente è tornata la paura. Questa mattina ha piovuto anche parecchio, adesso è uscito il sole, ma l'allerta è soprattutto per la metà del pomeriggio. Come vedete ci sono diversi uomini al lavoro, qui con me ci sono Simone e Denis. Simone, ti disturbo in questo momento di forte operatività. Torna la paura a Castelfranco? Sì, da oggi pomeriggio fino a stasera tardi c'è bollino rosso. Voi siete di una serie di artigiani sostanzialmente, vi state mettendo a disposizione della popolazione e dell'amministrazione? Sì, l'amministratore Andrea Querin, e ci hanno chiamato di monitorare tutta oggi la situazione, il tempo. Ecco Simone, quanti sacchi state distribuendo? Siamo andati in protezione civile, oggi da stamattina alle 9 ne ha presi 150, speriamo che bastano, se no oggi pomeriggio ritorniamo di nuovo. Ecco, tu sei di una ditta di San Martino di Lupari. Sì. Ecco, mentre Denis è titolare di una ditta artigiana qui a Castelfranco, e anche tu Denis ti stai mettendo a disposizione e stai correndo come un... È già la quarta volta quest'anno che veniamo qua dentro. Abbiamo fatto quella del 16, che c'è stato il disastro. Io il 16 non ero qua, ero a casa mia che ho avuto altri problemi. Il 16 di maggio? Il 16 maggio, poi c'è stata quella del 20-22 di maggio, che siamo venuti qua, una a giugno, e questa è la quarta volta. Quindi di solito su queste occasioni si lavora finché si lavora, insomma. Ecco, è un'estate davvero difficile questa per Castelfranco Veneto e per i dintorni, per Bella Venezia, per la zona di Bessica, Aloria. Vi abbiamo raccontato questa ondata più volte. Ecco, questi sono gli scantinati che l'altra volta, per intenderci, erano rimasti sotto. Poi non so se mi puoi seguire, Alberto, grazie davvero. Ritorno da voi fra pochissimo solo per mostrarti quello che sta succedendo qui a Castelfranco. Allora, qui siamo in via Romanina, Anna, lì c'è via Regina Cornaro. Via Regina Cornaro è proprio a ridosso dell'Avenale, Avenale che adesso, va detto, ha livelli assolutamente bassi, però come vedi la città è mobilitata con tutti questi sacchi, ma non solo. Magari nei prossimi collegamenti, quando arriverà anche il presidente della Protezione Civile De Faveri, ti mostrerò anche le paratie, perché stanno arrivando, si stanno installando qui a Castelfranco, proprio alla luce di tutto quello che sta capitando in questa folle estate, delle paratie fisse come a Venezia, ma fra poco ti
documenterò il tutto. Sarà ovviamente una giornata rigorosamente in diretta e cercheremo di raccontarvi l'operatività di un'intera città. Fra poco tra l'altro avremo anche il sindaco di Castelfranco Stefano Marcon, che farà il punto anche della provincia di Treviso. Va detto che in provincia di Treviso, differentemente rispetto ad altre province del Veneto, non è stato attivato ancora nessun COC, nessun centro operativo comunale. Però va detto che qui a Castelfranco, al centro operativo comunale di Via Lovara, si sta lavorando senza soluzione di continuità da ieri sera. Proprio questi sacchi sono in distribuzione e arrivano da Via Lovara di Campigo. Dico bene? Sì, ok. Ecco, quindi ieri sera. Sì. E quindi insomma massima operatività. Sempre e comunque. Grazie Simone, Sempre a grazie. disposizione. Sempre a disposizione. Sempre sì. Allora, grazie Denis, grazie Simone, buon lavoro davvero. Noi ritorniamo a collegarci fra poco. Anna, a te la linea. Allora ti aspettiamo, grazie Cristian, ti aspettiamo tra poco nel tuo viaggio nella città di Castelfranco, che è quella che ci ha restituito le immagini più scioccanti del maltempo di questa estate pazza nella Marca trevigiana. Allora, la situazione, come vi dicevo, Vicentino e Padovano, Dospedaletto e Uganeo, ci sono stati in Viale Margherita degli allagamenti. Poi ce ne parlerà la nostra Valentina Visentin, che sta intercettando il vice sindaco di Padova, Andrea Michalizzi, ex assessore alla protezione civile. Con la protezione civile ci sarà anche la nostra Luisa Bertini tra poco, che però intanto è stata a Torri di Quartesolo. Dopo il maltempo si attende di valutare la piena del fiume Tesina, e per tutte le novità la nostra Luisa ha sentito il sindaco. Siamo a Torri di Quartesolo in compagnia del sindaco Gianluca Ghirigatto. Qui alla nostra sinistra il fiume Tesina, fiume che in passato ha destato forti preoccupazioni, ondata di maltempo della mattinata che al momento sembra sotto controllo. Sindaco. Sì, la perturbazione si sviluppa in due fasi. La prima fase sembra andata, non ha creato particolari problemi sul nostro territorio, ha scaricato parecchia acqua in montagna. Il bacino Astico-Posina è quello che noi guardiamo perché è quello che ci porta l'acqua sul ponte, e è prevista una seconda fase un po' più intensa nel pomeriggio che dobbiamo monitorare attentamente perché gli accumuli previsti sono importanti. Diciamo che quello che preoccupava almeno in mattinata era la rete secondaria. Qui avete dei piccoli bacini e anche quelli tenete sotto controllo. Com'è la situazione? Sì, perché la perturbazione prevede anche momenti di crisi sulla pianura, accumuli anche di 20-30 mm d'acqua in un'ora, e questo può mandare in crisi la rete secondaria. Noi abbiamo due bacini sul territorio che riescono a mettere in sicurezza un quartiere molto popoloso. Ecco, tornando al ponte, in passato durante le ondate di maltempo che abbiamo vissuto è stato chiuso più volte, quindi messe le paratie. Ad oggi ancora non avete predisposto paratie perché si aspetta il pomeriggio, cosa succederà? Sì, abbiamo aperto il COC, che è il centro operativo comunale. Siamo pronti, vediamo l'andamento nel pomeriggio e poi valuteremo se montare le paratie. Solitamente tra quando comincia l'onda ad avanzare verso Torri di Quartesolo e quando arriva passano 5, 6, 7 ore, per cui il tempo per montare le paratie c'è sempre. Al momento comunque non ci sono i presupposti per farlo. Ecco, avete un'indicazione temporale all'incirca? Ripeto, vediamo quanto piove oggi pomeriggio, vediamo quanto piove in montagna e sulla base dei dati che riceveremo in serata decideremo cosa fare. Ecco, io ringrazio il sindaco per essere stato con noi. Grazie alla nostra Luisa Bertini, con cui ci collegheremo ancora dopo per avere un po' la situazione nel Vicentino. Sapete che nel Vicentino sono stati aperti circa 47 COC, e quindi sono punti di presidio della protezione civile per monitorare la situazione. Allora noi restiamo nel Vicentino, ma questa volta con la nostra Monica Smiderle ci spostiamo a Marostica. Monica è in compagnia del primo cittadino. Buongiorno Monica.
Buongiorno a te Anna, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sono con il sindaco di Marostica Matteo Mozzo e Lionello Chiminelli, che è il referente e il coordinatore della protezione civile di Marostica. Siamo all'interno del COC, il centro operativo comunale. Il territorio di Marostica è osservato speciale già nei mesi primaverili, soprattutto nel mese di maggio. È stato particolarmente martoriato dall'ondata di maltempo, con tantissime frane che si sono registrate soprattutto nella parte collinare di Marostica. L'allerta rossa e l'ondata di maltempo che era prevista hanno costretto il sindaco ad aprire il COC già ieri sera. Sì, di fatto ieri dopo il bollettino della protezione civile regionale che segnalava l'allerta rossa abbiamo aperto il COC insieme al responsabile dell'ufficio proprio per dare tempo anche ai volontari di potersi organizzare in modo un po' più sereno, nel senso che sapevamo che sarebbe partita da oggi l'emergenza. Questa mattina alle 8 abbiamo fatto la prima riunione direttiva con i coordinatori proprio per capire quali sono le criticità e i punti di maggior stress e difficoltà sul territorio. Sono uscite le squadre anche dopo le prime segnalazioni. In questo momento l'ingegnere è fuori, sta verificando una frana che ci preoccupa particolarmente, perché è su una via d'accesso prioritaria che è la strada di accesso tra Crosara e San Luca, strada di collegamento, è via Sisemol, dove abbiamo avuto una frana nel mese di maggio nella quale siamo già intervenuti 4 volte per asportare materiale. Di fatto è un'unghia di materiale importante, siamo circa sui 60 metri di altezza per una profondità di 3-4 metri che sta lentamente scivolando. Dopo la cessazione delle piogge naturalmente si è stabilizzata, il geologo sta finendo ancora di fare le perizie da maggio, visto che ne abbiamo avute oltre 60 e quindi siamo dovuti fermare con gli interventi. Oggi pomeriggio sono previsti molti millimetri d'acqua, per cui probabilmente verso le 2 chiuderemo la strada a scopo preventivo fino alla cessata pioggia. Chiminelli, sono appena rientrate le squadre che hanno monitorato il territorio. Qual è il bilancio? Allora, appena ricevuto la seconda squadra in arrivo, il bilancio per fortuna per adesso è abbastanza tranquillo. Comunque le squadre rimangono operative qua nella sede del COC e aspettiamo oggi pomeriggio dalle 14 in poi, anche verso tarda sera, vediamo che celle arrivano e siamo pronti per eventuali interventi sul territorio. C'è il radar proprio alle nostre spalle. Che cosa prevedete, Chiminelli, per oggi pomeriggio? Come dicevo prima, alle 14 arrivano a Cella da sud. È abbastanza intensa e incrociamo le dita, noi siamo pronti e operativi. Quanti millimetri sono previsti di pioggia? Allora, calcolare con precisione è difficile, a quello che noi interessa più che altro è la montagna, perché come sapete dopo l'acqua scende a valle. Adesso sull'altipiano sta piovendo abbastanza copiosamente e vedremo stasera il ritorno di acqua sul nostro Longhella e sui fiumi limitrofi. Stamattina, sindaco, ci sono stati anche tanti fulmini che sono caduti sul territorio, è andata a fuoco anche una pianta colpita appunto da una saetta. Sì, di fatto avevamo appena terminato la riunione con i coordinatori che hanno cominciato ad arrivare le prime segnalazioni, previamente fulmini nell'area ovest di Marostica, quindi vicino al confine col comune di Pianezze. Sono stati colpiti più che altro i campi, di fatto, quindi in aperta campagna, e mentre un fulmine è andato a segno in una proprietà privata colpendo una pianta, una palma. Quindi incrociamo le dita in buona sostanza per oggi pomeriggio, quando arriveranno queste celle temporalesche che vi preoccupano. Sì, naturalmente noi siamo qui in attesa, siamo pronti a intervenire, le squadre sono preallertate, abbiamo circa una decina di volontari in questo momento attivi qua in sede di protezione civile proprio per preparare anche tutto quello che è la burocrazia, perché non ci sono solo i volontari che escono, ma anche tutto quello che viene preparato per redigere il piano che viene fatto in diretta di fatto in questa sala, ma insomma siamo pronti, ecco. Io ringrazio il sindaco di Marostica Matteo Mozzo, ringrazio il coordinatore della protezione civile sempre di Marostica Lionello Chiminelli. Anna, la linea torna allo studio. Grazie alla nostra Monica Smidel. Dunque da Marostica, la famosa città degli scacchi, restiamo nel Vicentino dove la nostra Luisa Bertini ha raggiunto il Ponte degli Angeli, un altro osservato speciale. Lo sapete da sempre, le immagini di Ponte degli Angeli, così come quelle della zona dello stadio di Vicenza, sono le prime a essere trasmesse
forse quando nel Vicentino incombe il maltempo. Luisa, eccoti, ti vediamo, buongiorno nuovamente a te. Sì. Buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Come anticipavi siamo proprio nel luogo simbolo, ogni qualvolta ci sia un'allerta meteo qui a Vicenza. Vedete la situazione del Bacchiglione al momento è sotto controllo, alle mie spalle anche le paratie che sono già state montate, anche se questa prima ondata di maltempo che c'è stata stamattina, che poi si è conclusa alle 10, vedete che al momento non sta piovendo, non ha causato particolari problemi né in città né in provincia, nonostante già da ieri sera questa allerta meteo, allerta rossa, abbia fatto sì che in 47 comuni del Vicentino siano stati aperti i COC, i centri operativi comunali, in via precauzionale. Non sono stati segnalati criticità neanche nel territorio provinciale, o almeno per quanto riguarda, diciamo, i comuni che anche nelle precedenti allerte meteo, mi riferisco in modo particolare a quella di maggio, quindi Isola Vicentina, Malo, Monte di Malo, non si sono registrate particolari criticità. Aperto il COC ovviamente anche qui a Vicenza in forma ristretta, che si è riunito stamattina proprio per fare il punto della situazione sulla prima ondata di maltempo. Si attende una seconda ondata di maltempo nel primo pomeriggio, e già per questo tutti gli operatori sono pronti per stoccare 3.000 sacchi di sabbia per un'eventuale distribuzione nei punti critici della città, e nel deposito di via Frescobaldi sono stati depositati altri 2.000 sacchi di sabbia. A preoccupare per quanto riguarda i temporali della mattinata era stata soprattutto la rete idrica, ma ripeto, non sono state segnalate particolari criticità, se non a qualche tombino sparso nelle zone della città. Oggi pomeriggio l'attenzione sarà rivolta ai fiumi, perché la perturbazione dalla pianura ovviamente interesserà anche la montagna. Noi stamattina abbiamo sentito l'assessore alla protezione civile Matteo Tosetto, che possiamo sentire insieme, e poi la linea può tornare allo studio. Aperto il COC ieri sera, già riunitosi appunto questa mattina. Sono previste 2 importanti precipitazioni nella giornata anche in città di Vicenza, una questa mattina e una nel primo pomeriggio. Abbiamo attivato ovviamente le squadre della protezione civile, pronta anche la polizia locale, AMCPS e Viacqua pronte con tutte le attività che saranno necessarie qualora dovessero esserci le emergenze. Ricordiamo appunto che per eventuali segnalazioni o emergenze chiamare lo 0444 54 53 11 al centralino della polizia locale. Era l'assessore Matteo Tosetto, assessore alla protezione civile del Comune di Vicenza. Siamo in grado ora di fare il punto per quanto riguarda tutto il territorio del Veneto con l'assessore Giampaolo Bottaccin, che gentilmente si è collegato con noi in questa diretta. Allora, assessore, voi ci avete tenuto informati e lo fate da sempre. Già ieri sera era stato diramato il bollettino con l'allerta rossa in Veneto. Pare, chiedo a lei una conferma, che in questo momento non vi siano particolari criticità. Conferma? Ma ci sono alcuni allagamenti localizzati, però non ci sono situazioni di particolare criticità diffusa. Il fenomeno però non è ancora terminato. Abbiamo registrato precipitazioni piovose rilevanti, in modo particolare nella zona, questa mattina nella zona tra i Colli Iberici e i Colli Euganei, con dei picchi anche di oltre 60 mm nella zona di Barbarano e nella zona più a sud di Ospedaletto, con alcuni allagamenti localizzati. I fenomeni si stanno spostando da sud-ovest verso nord-est, ma continueranno anche nel pomeriggio, e quindi si prevede ancora il passaggio di qualche fronte intenso. Secondo lei, allora, diramata l'allerta, sono stati aperti i COC. Possiamo immaginare che anche alla luce di tutte le opere, insomma anche idrauliche che sono state fatte, idrauliche idrogeologiche che sono state fatte nella nostra regione, fenomeni di questo tipo stiano diventando sempre più gestibili, più contenibili ed anche prevedibili forse?
Allora, diciamo che noi abbiamo messo in campo solo negli ultimi 4 anni qualcosa come 2500 cantieri di opere di difesa del suolo, e i bacini di laminazione sono un esempio, ma sono moltissime le opere che sono state attivate, che sono in corso sui grandi fiumi, sui corsi d'acqua minori, e quindi si sta lavorando in maniera molto importante su questo fronte, con investimenti oltre €1,5 miliardi di euro in opere. Questo fa sì che si riescano ad affrontare questi fenomeni in maniera migliore rispetto al passato, ma c'è ancora moltissimo da fare, in modo particolare una grande sfida da mettere in campo subito, che coinvolge tutti i comuni e le amministrazioni comunali, sia quello delle acque meteoriche, e quindi dei cosiddetti tombini, che non sono più in grado di assorbire questi fenomeni meteo estremi, cioè con grandi precipitazioni in archi di tempo molto ristretti, che si stanno intensificando in maniera importante. Poi, al di là del negazionismo, vorrei ricordare che c'è un recente studio dell'Università di Padova del professor Marani che evidenzia in maniera scientifica appunto questo intensificarsi dei fenomeni. Castelfranco Veneto, abbiamo aperto la nostra edizione con le immagini dei sacchi di sabbia che sono stati distribuiti già dalle prime ore del mattino. Castelfranco Veneto è un comune che vive nella paura, abbiamo visto diversi allagamenti, una piazza Giorgione circondata d'acqua. Lì come si interviene? Ma lì come regione noi abbiamo la competenza sul Muson dei Sassi, mentre i consorzi di bonifica hanno la competenza sulla Venale. Sul Muson dei Sassi noi siamo intervenuti a monte, ovviamente, di Castelfranco, con un bacino di laminazione che avrebbe dovuto essere più grande rispetto a quello che siamo riusciti a realizzare, perché ci sono stati dei ritrovamenti archeologici, e quindi adesso stiamo cercando di reperire ulteriori finanziamenti per intervenire ancora. Sul Muson dei Sassi stiamo intervenendo anche con consolidamenti arginali. Vorrei ricordare che i bacini di laminazione sono solo una piccola parte degli interventi che noi realizziamo, perché ci sono i consolidamenti arginali, le briglie montagna, i pennelli, insomma ci sono tanti fronti su cui ci si sta muovendo. Veneto, territorio fragile, l'ha detto lei, non solo i fiumi ma anche le frane sono state le grandi protagoniste, soprattutto nella zona della Marca di Vigiana, nella zona delle colline Onesco, le grandi protagoniste, le frane e gli smottamenti sia nel Trevigiano che nel Padovano di questa estate. Ma direi anche il Vicentino in modo particolare. Ho visto che avete intervistato il sindaco di Marostica, lui è stato particolarmente interessato da fenomeni franosi con gli eventi di questa primavera, quindi le frane sono uno degli elementi che vengono incentivati dalle precipitazioni piovose. Poi in Veneto abbiamo frane di tipologie diverse, senza entrare in tecnicismi, ce ne sono alcune che vengono innestate da grandi piogge in archi temporali ristretti, in modo particolare nella zona dolomitica, mentre invece ci sono frane che si alimentano dopo precipitazioni lunghe e che durano nel tempo. Certo è che il territorio è fragile, basti ricordare che il Veneto ha molte parti del territorio che sono sotto il livello del mare, ma è altrettanto vero che la quantità di opere che sono state messe in cantiere negli ultimi anni non erano mai state messe in cantiere in precedenza. Basti pensare che l'ultima opera idraulica realizzata in Veneto prima degli interventi che stiamo mettendo in campo noi, era il bacino di laminazione di Montebello, che risale al 1906. Senta, in ultima battuta vorrei ricordare ai telespettatori, Protezione Civile emette dei bollettini, nei bollettini sono diramate le allerte che sono verde, gialla, arancione e rossa. Siamo in allerta rossa, che cosa vuol dire? Allora, intanto sottolineo che i colori non vogliono dire... non sono legati all'intensità del fenomeno atteso, ma all'estensione dei fenomeni attesi. Cioè non è che col giallo accadono dei fenomeni poco rilevanti, con l'arancione fenomeni più rilevanti. Semplicemente col giallo possono accadere fenomeni molto rilevanti ma molto localizzati, e ovviamente è impossibile stabilire prima dove accadranno precisamente. Con l'arancione avvengono in maniera più estesa e con il rosso ancora in maniera più estesa. Ricordo altresì che stiamo parlando di previsioni, e le previsioni per definizione non possono essere
certezze, e quindi noi abbiamo investito molto anche sulle previsioni meteo, tant'è che con Vaia siamo l'unica regione che ha azzeccato perfettamente le previsioni, però è altrettanto vero che le previsioni presentano dei margini di incertezza ancora rilevanti. Grazie Assessore, era importante anche chiarire questo aspetto, perché anche noi titoliamo allerta rossa, allerta gialla, era importante chiarire ai nostri telespettatori poi di fatto come vengono definite queste allerte e che cosa significa, che cosa è contenuto all'interno di questa parola. Grazie Giampaolo Bottacin, contiamo di ricontattarla in serata per fare un po' il punto della giornata, pare di capire che siamo comunque in attesa e COC aperti, quindi l'allerta rimane comunque alta, la protezione civile è sul territorio. Grazie per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi. Arrivederci, arrivederci. E allora noi nel territorio della Marca Trevigiana torniamo e lo facciamo con il nostro Lucio Zanato che si trova a Farra di Soligo. Lucio, siamo da te in compagnia del sindaco. Buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, sono con il sindaco Perencin, sono qui a Farra di Soligo per parlare della zona, diciamo così, pedemontana trevigiana. Intanto se il nostro Italo Morao fa vedere un po' di immagini, oggi sono stato nella zona del Coneglianese e lì verso le 11 c'è stato un temporale intenso che però è abbastanza circoscritto, e poi mi sono spostato proprio verso il quartiere del Piave. Perché? Perché intanto qui ad esempio a Farra di Soligo si è aperto il COC, e anche perché qui è una zona molto delicata, se comincia a grandinare siamo a ridosso della raccolta del prosecco e quindi sono danni importanti. Prima di dare la parola al sindaco, due notizie. La prima, confermata la chiusura dell'Alemagna da parte dell'ANAS oggi e domani in via precauzionale. Seconda cosa, aperto il COC a Vittorio Veneto, mentre Valdobbiadene, pur avendo preallertato la protezione civile, i tecnici e quant'altro, non ha ancora aperto il COC. Il sindaco fregonese dice: sono ottimista, spero che la perturbazione passi senza grandi guai. Sentiamo invece la previsione del sindaco. Sì, vorremmo tutti quanti essere ottimisti. Noi abbiamo aperto il COC, i volontari sono già allertati. È chiaro che auspichiamo che la perturbazione passi e non lasci degli strascici. È chiaro che è meglio essere pronti nel caso in cui dovesse arrivare l'emergenza, e quindi siamo pronti. E ripeto, io spero che non succeda quello che abbiamo già passato in passato, proprio perché è stato davvero difficile. Poi questo è un momento, come si diceva poco fa, anche importante per l'aspetto lavorativo dei nostri agricoltori. Ecco, appunto, a proposito di territorio, più preoccupato per i movimenti franosi oppure per possibili esondazioni dei torrenti? Mi viene in mente il torrente Raboso qui vicino. Allora, sono due criticità che ovviamente noi teniamo monitorate. È chiaro che il sistema frane ci ha messo a dura prova negli ultimi anni, nell'ultimo periodo. Teniamo presente che noi fra frane che si muovono e quindi in movimento, ferme e potenziali, diciamo così, quindi in una fase ancora iniziale, ne abbiamo oltre 50 monitorate, quindi è un numero sicuramente importante. Per quanto riguarda Raboso, anche questo lo abbiamo in monitoraggio. Tra l'altro proprio nei giorni scorsi ho fatto un sopralluogo con il Genio Civile per continuare nella pulizia e nella sistemazione di alcuni tratti che abbiamo individuato possono essere un po' più critici. Quindi c'è massima allerta, massima attenzione, il COC è aperto, i volontari hanno la borsa in macchina. Io mi auguro di dormire sonni tranquilli, ma come me tutti i cittadini. Ecco, in questo caso ribadiamo la prevenzione fondamentale col Genio Civile, il controllo del Raboso, ma ad esempio lo sfalcio, la pulizia delle canalette lungo le bancole, cioè i ciglioni, è altrettanto importante per evitare che poi questi franino. Sì, questo senz'altro. Devo dire che in questi anni sia i privati che si sono attivati, ma anche noi abbiamo investito molto e stiamo continuando ad investire sulla manutenzione del territorio, sulla pulizia. È chiaro che c'è molto da fare, le risorse sono sempre maggiori, però c'è attenzione, perché ormai io lo dico sempre, non possiamo più definire questi fenomeni come dei fenomeni eccezionali, perché purtroppo oramai quando c'è un'allerta meteo qualcosa purtroppo succede. Scusate questo rincorrersi di parole, ma così è, e quindi noi siamo sempre molto attenti e continuiamo nella fase di prevenzione.
Preoccupato per oggi pomeriggio, perché dicono che il top, diciamo il momento peggiore passerà intorno alle 5. Sì, è chiaro che siamo preoccupati sia per l'aspetto delle forti piogge e del vento, ma soprattutto per l'aspetto grandine. Noi lo scorso anno a luglio abbiamo dato molto, nel senso che c'è stata una grandinata davvero molto importante che ha letteralmente messo in difficoltà famiglie, aziende agricole, quindi c'è molta preoccupazione, speriamo che passi e siamo fiduciosi e ottimisti che non succeda niente. E naturalmente i viticoltori sono pronti con i cannoni, i famosi cannoni che sono pronti in attività per eventualmente riuscire ad aprire le nubi e evitare le grandinate. Con questo secondo me da Farra al momento è tutto, a te la linea. Grazie Lucio Zanato. La fotografia simbolo della chiusura del Fadalto che arriva proprio direttamente dall'assessore Giampaolo Bottacin. Fadalto chiuso in questo momento per il maltempo. Avete sentito che la situazione in questo momento è ancora sotto controllo, ma i fenomeni potrebbero acuirsi nel pomeriggio. Di nuovo dal nostro Christian Arboit. Christian, ti vediamo all'interno di un'attività. Buongiorno ancora a te. Sì, buongiorno di nuovo Anna, qui con me c'è la signora Antonella, molto conosciuto qui a Castelfranco, siamo in una delle panetterie del centro. Torna la paura, signora Antonella? Sì, torna ancora la paura, perché ogni volta che piove c'è sempre l'allerta che succeda come l'ultima volta, come le ultime 2 volte, ormai siamo stanchi. Voi avete subito diversi danni, meno rispetto ad altri, perché non avete scantinati. Sì, però abbiamo subito danni, abbiamo buttato via carta, c'è materiale che ci serve a noi, farina e tutto, per poterci anche salvare. È una questione anche di morale. Sì, di morale, perché ormai siamo stanchi, cioè ogni volta che c'è un temporale dobbiamo alzarci con la paura e dobbiamo tirar fuori i sacchi, eccetera. Non so, io spero che riescano a trovare una soluzione a tutto questo. Soluzione definitiva, insomma. Sì. Quindi che si vada a intervenire realmente sulla venale, magari con altri accorgimenti. Bravissimo, sì. E che vengano aperte tutte le casse che ci sono, le varie chiuse, che siano aperte tutte in modo che non succeda come il 25 giugno. Che è stata forse la peggiore ondata. Sì, peggio quella del 16 maggio. Signora Antonella, la lascio lavorare, grazie mille, grazie davvero. Io volevo mostrarti, Anna, una cosa che ha attirato la mia attenzione, quella di Alberto Pivetta. Quando siamo arrivati questa mattina a Castelfranco, eccole, ne abbiamo parlato nel primo collegamento, le paratie fisse, sono arrivate le paratie fisse, dopo un'estate difficilissima per i castellani, per le attività commerciali di Castelfranco Veneto, ecco, i commercianti sono corsi ai ripari con questi interventi, con questi dispositivi di protezione passiva, così si chiamano, fissi fondamentalmente. Ne abbiamo parlato anche con il presidente della Protezione Civile Franco De Faveri poco fa, ci ha dovuto abbandonare perché chiaramente sta correndo da una parte all'altra della città, stanno distribuendo sacchi anche nelle frazioni, però lo vedi, qui siamo in via San Pio X, è la via che porta a piazza Giorgione e sono state installate proprio queste paratie che hanno anche un determinato costo, quindi questo è un costo aggiuntivo sulle spalle dei commercianti, dei titolari di locale. Ecco, guarda per esempio questa autoscuola, l'autoscuola Zonta, che si trova proprio nell'incrocio tra via Regina Cornaro e via Romanina, forse una delle zone più battute dal maltempo di questi mesi. Quelle sono delle paratie nuove di zecca che sono state installate così come in buona parte qui del centro, e dove non ci sono le paratie fisse ci sono i sacchi, tanti sacchi. Allora Anna, questa è la situazione. Adesso con Alberto Pivetta raggiungiamo il sindaco di Castelfranco nonché presidente della provincia Stefano Marcone, scattiamo una fotografia puntuale alla Marca Trevigiana. A te la linea.
Grazie Cristian, a lui dunque chiedere le risposte e far arrivare l'angoscia dei commercianti che anche tu hai raccolto in questo momento in diretta. Si diceva Ospedaletto Euganeo con alcune strade allagate, la situazione nel Padovano forse la più critica nella zona della Bassa Padovana, e di questa situazione ci aggiorna la nostra Valentina Visentin, che vedo essere in compagnia del vice sindaco Andrea Michalizzi. Buongiorno ad entrambi. Sì, buongiorno Anna, noi siamo nella sede della Protezione Civile di Padova perché c'è il punto della situazione per quanto riguarda il maltempo in città. Per quanto riguarda la provincia c'è stato il caso di Ospedaletto Euganeo con una strada allagata e qualche scantinato. La situazione sta ritornando alla normalità. 2 forti temporali questa mattina hanno colpito tutta la provincia e anche la città. Al momento però non si registrano gravi danni, anche se l'allerta è alta, tant'è che il vice sindaco di Padova Andrea Michalizzi ha diramato anche un numero utile per la popolazione in caso di emergenza. Ma qual è la situazione al momento? Sì, la situazione è questa: da quando la Protezione Civile regionale da ieri sera ha decretato lo stato di emergenza con livello rosso, quindi il massimo stato di emergenza, noi abbiamo attivato tutte le procedure di protezione civile conseguenti, quindi stato di emergenza qui a Padova. Abbiamo convocato questa mattina il COC, che è il tavolo di emergenza che tiene insieme tutti gli enti e tutti i reparti dell'amministrazione comunale preposte all'emergenza, e l'emergenza prevedeva il fatto che ci attendiamo grossi quantitativi di acqua dai temporali. La mattinata si è svolta tutto sommato tranquilla, con temporali soprattutto nella prima parte della mattinata che però non hanno causato grossi problemi, e noi comunque abbiamo attivato tutte le procedure, quindi già da ieri abbiamo messo in campo le attività di prevenzione, che significa in collaborazione con il consorzio regolato i livelli dei fossi e dei canali, abbassandoli in modo tale da prepararci a ricevere grossi quantitativi di acqua dai temporali, e con Acegas, APS, Amga, il nostro gestore idrico, il giro a partire dai quartieri più fragili delle caditoie, perché questi strumenti possano insomma in caso di necessità far defluire al meglio l'acqua. Da questa mattina a oggi quindi abbiamo poi reparti di volontari di protezione civile e di addetti di polizia locale e tecnici pronti a situazioni di emergenza che ancora non abbiamo vissuto. Il meteo ci dice che nel pomeriggio si possono verificare temporali molto intensi, quindi noi siamo pronti in questo senso. Gli osservati speciali sono i sottopassi, quelli che anche negli eventi scorsi hanno manifestato maggiori criticità, e quindi un supporto insomma su questi luoghi, e poi un'attenzione anche alle scuole. Vogliamo che l'anno scolastico inizi al meglio, e quindi negli edifici che hanno manifestato fragilità, insomma, teniamo d'occhio, monitoriamo la situazione anche a fronte degli eventi, perché tutto insomma possa partire come anno scolastico per le nostre ragazze e i nostri ragazzi insomma al meglio. Ricordo che c'è un numero di allerta SMS al quale tutti si possono iscrivere telefonando allo 049 820 49 94. Risponde una voce elettronica che chiede l'autorizzazione a iscrivere. Basta rispondere sì, che si viene automaticamente registrati. In questo modo il Comune potrà inviarvi ogni qualvolta c'è un'emergenza un messaggio di allerta, e questo insomma fa parte del nostro programma di protezione civile nella diffusione della consapevolezza dei rischi del nostro territorio. Allora glielo faccio ripetere, vice sindaco, così che per chi non l'ha risentito. 049 820 49 94,
si telefona, risponde una voce automatica che chiede l'autorizzazione a inviare gli SMS. Non ci sarà un messaggio al giorno, ma ogni qualvolta c'è un'emergenza di questo tipo si viene allertati con un SMS, ma comunque si trovano tutti i riferimenti del servizio nel sito del Comune di Padova, padovanet.it. Allora, ringraziamo il vice sindaco di Padova Andrea Michalizzi. Questa è la situazione, ovviamente se ci fossero aggiornamenti noi vi chiediamo la linea così da darvi in tempo reale i dettagli della situazione nel Padovano. Linea allo studio. Grazie alla nostra Valentina Visentin. Nel frattempo è stata aperta la sala operativa della Protezione Civile regionale, anche alla luce del rischio idrogeologico di cui ci ha messo al corrente l'assessore regionale Giampaolo Bottacin. Avete visto, situazione ad ora sotto controllo anche nel veneziano, stanno suonando le sirene, siamo a 105 come altezza dell'acqua, quindi anche qui una situazione sotto controllo ma necessariamente monitorata. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità, tra poco con noi la politica con il segretario regionale del Partito Democratico, il senatore Andrea Martella, avremo poi il presidente dell'ANA della sezione di Treviso, parleremo dunque con gli alpini e non mancheremo di continuare ad aggiornarvi sul maltempo. A tra poco. Eccoci, buongiorno, ben ritrovati. La nostra prima edizione, avete visto un'ampia pagina dedicata al maltempo, non poteva essere diversamente. Siamo stati anche in collegamento in diretta con l'assessore regionale alla protezione civile. Ripeto, c'è l'allerta rossa diramata, ma la situazione in questo momento è sotto controllo. Distribuiti sacchi di sabbia a Castelfranco, paratie per i commercianti, per i quali insomma è stata un'estate piuttosto pesante. Sotto stress le colline del Prosecco e anche la zona della Bassa Padovana e dei Colli Euganei, alcune strade allagate ad Ospedaletto e Euganeo, 47 i COC aperti nel Vicentino. Dunque è un'estate che sta finendo, evidentemente un'estate comunque bizzarra, con temperature altissime, livelli di umidità ancora più alti e evidentemente doveva arrivare la pioggia che in qualche modo ha comunque sanato il nostro territorio. Allora la politica, ma vorrei partire proprio da questa situazione di maltempo con il segretario regionale del Partito Democratico, che saluto e ringrazio, il senatore Grazie a voi, buongiorno. Andrea Martella. Buongiorno a lei. Allora, l'ha visto, poi lei è arrivato qui da noi in studio, ha attraversato anche lei queste forti piogge, questi cieli neri, un territorio fragile, si sta rivelando tale soprattutto dal punto di vista idrogeologico. Abbiamo visto che le frane sono un po' il punto debole, no, di questo nostro Veneto, nelle politiche del Partito Democratico da sempre, politiche per il territorio. Come siamo messi secondo lei? Quanto ancora c'è da fare? Ma noi abbiamo vissuto, come lei ha detto, un'estate caldissima con temperature davvero molto alte e poi ci siamo trovati in più occasioni, anche oggi, di fronte a fenomeni molto pesanti dal punto di vista delle precipitazioni. E io credo che questo sia l'effetto del cambiamento climatico, della crisi climatica che va contrastata e dell'accelerazione che hanno i cambiamenti climatici, e quindi ci vogliono delle politiche a livello nazionale, europeo e anche regionale per favorire un contrasto alla crisi climatica. E poi penso che il nostro territorio sia molto fragile dal punto di vista infrastrutturale, dal punto di vista idrogeologico, e che questo rischio idrogeologico sia eccessivo e si manifesti in troppe occasioni. Per questo penso che vadano programmate delle politiche, che ci devono essere delle proposte. Noi lanceremo una campagna nei prossimi giorni contro il rischio idrogeologico nella nostra regione. Si tratta non solo di fare sensibilizzazione culturale, ma soprattutto di fare interventi che possano prevedere che non succeda che ogni qualvolta ci sia una precipitazione accadano fenomeni come quelli che oggi speriamo non accadano, ma che abbiamo visto anche recentemente. Che potrebbero, e sono comunque fenomeni che fanno vivere i cittadini nella paura. Abbiamo visto i residenti del comune di Castelfranco Veneto, intervistati dal nostro Cristian Arboite, che hanno acquistato delle paratie per proteggere i loro negozi e ovviamente di tasca loro, perché poi c'è tutta la politica degli indennizzi, no? Di questi fenomeni che hanno un costo sulle tasche dei cittadini.
E Castelfranco peraltro era stata già pesantemente colpita anche qualche tempo fa. Mi sembra di vivere come succedeva a Venezia, cioè si aspettava l'acqua alta e l'acqua alta poteva creare fenomeni e danni ai cittadini. E così quando ci sono previsioni come queste di maltempo, di allerta rossa, è ovvio che nei cittadini ci sia un sentimento di preoccupazione e di paura. E poi succede anche, come lei giustamente ha ricordato, che non sempre i cittadini e le imprese che hanno dei danni riescono a essere indennizzate. Proviamo a pensare semplicemente che l'altro giorno il Consiglio dei Ministri ha deliberato una cifra per gli episodi meteorologici estremi dell'anno scorso. La Regione Veneto, Zaia, aveva calcolato qualcosa come 1 miliardo, al Veneto vengono 57 milioni, ho sentito i sindaci della Riviera del Brenta e altri che erano stati colpiti e con queste cifre non si riesce a fare assolutamente niente. Per questo che bisogna programmare, per evitare che avvengano fenomeni di questo genere e poi per non impoverire ancora di più i nostri cittadini e il nostro tessuto economico. Senta, il territorio è uno dei temi, no, di cui si discuterà alle feste dell'Unità che aprono, si parte con Treviso oggi, poi arriva Padova, lei è tra i relatori, tra gli ospiti evidentemente, tra i temi c'è anche quello dell'autonomia differenziata, se ne parlerà oggi, questa sera a Treviso, ma insomma è il tema della festa dell'Unità, possiamo dirlo quest'anno? Sì, è uno dei temi principali perché siamo impegnati nella raccolta di firme per il referendum abrogativo e questa raccolta continuerà fino a fine mese e quindi le feste dell'Unità saranno un punto importante per incontrare i cittadini. Peraltro abbiamo già raggiunto la soglia delle 500.000 firme e si sta per raggiungere quella del 1 milione di firme, con una certa partecipazione anche in Veneto, perché anche qui si è capito che noi non vogliamo essere contro l'autonomia, anzi siamo favorevoli al fatto che nel nostro Paese ci sia un'autonomia che possa aumentare l'efficienza nei confronti dei cittadini, ma riteniamo che questa legge Calderoli invece provochi confusione normativa, impossibilità di gestire delle politiche e anche maggiori difficoltà per cittadini e imprese. È singolare poi che queste osservazioni siano state fatte nel corso di questi ultimi giorni da parte del mondo imprenditoriale, da Confindustria, dalla CEI, con le prese di posizione della Conferenza Episcopale e che si voglia andare avanti come se nulla fosse, senza capire che così appare solamente un fine per qualcuno e non un mezzo a favore dei cittadini. Come interpreta un po' la campagna, direi pubblicitaria, no? Che la Lega ha messo in piedi quest'estate, sappiamo, con dei gazebi nelle località turistiche per andare a raccontarla questa autonomia? A me pare che questa dell'autonomia sia rimasta l'ultima bandiera per la Lega, in modo particolare per la Lega del Veneto, in modo particolare per Zaia. Perché c'è in ballo la regione. Perché c'è in ballo la regione? Perché c'è in ballo la regione e perché all'interno della regione ci sono divisioni che ormai sono del tutto evidenti tra Forza Italia, anche tra Forza Italia, la Lega e Fratelli d'Italia, e quindi viene sventolata questa bandiera dell'autonomia quando altri risultati si fanno fatica a raggiungere. Però ho l'impressione che nel Paese, parlando di autonomia, ci si stia anche rendendo conto che in realtà non produce quella terra promessa che per tanto tempo la Lega ha detto si sarebbe creata. In fondo non ci sono alcune questioni fondamentali per la Lega, cioè il residuo fiscale o la possibilità di realizzare l'autonomia su tutte le materie, perché 15 materie intanto non si possono toccare perché sono oggetto dei LEP. Insomma, mi pare una battaglia che la Lega voglia continuare, ma che non è destinata ad avere un grande successo. Senta, il PD sta scaldando i motori per Venezia? Un'altra partita importantissima per il Veneto, evidentemente. Naturalmente Venezia è una città fondamentale che va governata meglio e diversamente. È ovvio che noi ci stiamo preparando quale sarà lo scenario nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. C'è una vicenda giudiziaria che avrà un suo corso e vedremo come procederà.
Quello che è evidente è comunque che siamo di fronte ad una situazione che dal punto di vista politico ed etico ha dimostrato che c'è un gravissimo conflitto di interessi sulla città, e che questo riguarda il sindaco Brugnaro, che riguarda l'amministrazione, e quindi noi pensiamo, al di là di quella che sarà la vicenda giudiziaria, di poter essere pronti quando ci saranno le elezioni con una nostra alternativa di governo per far fare una svolta a Venezia. Su Venezia, il tema della zona logistica semplificata, fondi che vengono sbloccati, a che punto siamo? Ma finalmente il governo, dopo 2 anni che sono insediati, ha dato il via libera al credito d'imposta a favore delle imprese. Era una scelta che per la verità avevamo fatto noi nel 2020 quando eravamo al governo, e io stesso mi ero adoperato per questo. È una scelta, quella della ZLS, che può attrarre investimenti, può migliorare l'occupazione, può determinare una fase di sviluppo, ma se non ci sono le risorse per dare i crediti d'imposta diventa complicato. Allora sono state stabilite delle risorse solo per 80 milioni che dovrebbero essere utilizzate entro il 15 di novembre. Noi stiamo dicendo insomma bisogna prevedere delle risorse anche per gli anni successivi, almeno fino al 2027. In tal senso già nel passato ho presentato delle proposte, lo farò anche nei prossimi giorni, e vedremo se il governo sarà all'altezza di rendere strutturali questo tipo di scelte. Senta, a proposito di governo, no? Sulle prime pagine di tutti i giornali, l'affaire Boccia San Giuliano, quello che è accaduto, l'intervista del TG1 di ieri sera, e oggi addirittura è stato presentato da parte di Verdi un esposto con l'ipotesi di peculato. È un caso che farà male a questo governo come opposizione? Come mi pare di sì, che è un caso che sta già facendo male a questo governo. È un caso davvero imbarazzante, sul quale penso ci sarà un giudizio dei cittadini che non può che essere un giudizio anche politico sulla credibilità del governo. E lei dice non è finita qui, non si chiuderà così. Ma io penso che al di là delle vicende personali, il tema della credibilità del governo e di un ministro che fa determinate scelte però si trova tra virgolette sotto ricatto, regolamenti di conti, telefonate segrete, chat di cui non si sa. Il primo ministro, la Presidente del Consiglio, ha deciso di difenderlo, ha deciso di respingere le sue dimissioni, e io penso che avrebbe fatto meglio ad accoglierle, e penso sarebbe stato meglio fare chiarezza su una vicenda che è davvero brutta e che non fa bene neanche complessivamente alla politica. Così come non fa bene, voglio dirlo, il fatto che ieri abbiamo avuto proprio un esempio di servizio pubblico televisivo del tutto asservito ad una parte politica e un ministro che dovrebbe andare in Parlamento a spiegare delle cose, non a confessarsi in TV per 15 minuti chiedendo scusa alla moglie. È una cosa davvero che non si era mai vista. Sì, se ne è parlato, se ne continuerà a parlare, e appunto l'opposizione in qualche modo adesso ha presentato questo esposto. Abbiamo visto che il Partito Democratico per ora non ha rilasciato grosse dichiarazioni, ma perché giustamente lei dice... No, ma il Partito Democratico ha detto nei giorni scorsi che è un affaire, ha detto che abbiamo chiesto le dimissioni di San Giuliano, abbiamo chiesto che venga in Parlamento a riferire. Avrebbe dovuto presentare dimissioni inderogabili, secondo me. Ma io penso di sì, e penso che ci sia un meccanismo di difesa che riguarda questo governo. Una volta è Lollobrigida, un'altra volta è Del Mastro, adesso è San Giuliano, che porta a chiudersi, e invece Ministro di fronte a una situazione di questo genere io credo non abbia più la credibilità per rappresentare il governo. Ma poi San Giuliano ha fatto gaffe di ogni genere in questo periodo, ce le ricordiamo, ma questa vicenda mette in crisi il profilo istituzionale, la serietà. Ripeto, al di là delle vicende personali su cui non do giudizi, ma proprio sulla propria funzione pubblica. Poi tra l'altro come Partito Democratico voi avete sempre detto che questi sono casi che spostano l'attenzione dai problemi veri del Paese.
Non c'è dubbio, e anzi sono casi che i cittadini giudicano negativamente, magari giudicandoli anche diciamo con un giudizio generale, quando invece sono fatti specifici che riguardano delle persone. Non c'è dubbio che il governo è alle prese con questa vicenda, ma è anche alle prese con scelte molto complicate da fare nei prossimi giorni, a cominciare dalla legge di bilancio, rispetto alla quale le risorse mancano e rispetto alla quale i cittadini rischiano di veder colpite ancora una volta lavoro, pensioni, redditi e di non vedere migliorare la propria qualità della vita. L'opposizione scalda i motori, possiamo dirlo, l'ha già fatto, ma a maggior ragione anche in questa situazione. Sì, noi stiamo lavorando per un'opposizione intransigente, come abbiamo sempre fatto a livello nazionale e a livello regionale, per preparare un'alternativa sia a livello nazionale che a livello regionale. È una cosa che si fa col tempo necessario, ma io penso che ci sia bisogno di un cambiamento, che questo governo sta dimostrando tutte le proprie debolezze e che invece in Regione sia proprio finito un ciclo politico e i nostri cittadini meritano una nuova stagione che si possa aprire a favore appunto dello sviluppo, dell'economia, delle imprese, della sanità del Veneto. Grazie Andrea Martella per essere stato con noi, segretario regionale del Partito Democratico. Lei sarà quando? L'8, domenica 8, la festa dell'unità tra i relatori? Sì, sarà domenica 8 sia a Treviso che a Padova. Nei prossimi giorni ci sarà la nostra segretaria Elly Schlein sia a Treviso che a Padova. Insomma, grazie di averlo ricordato, sono feste molto importanti per parlare con i cittadini, per informare, per coinvolgere, per socializzare. Gli altri fanno qualche gazebo ogni tanto, noi organizziamo dei veri e propri eventi che durano delle settimane in cui si può stare insieme, mangiare, divertirsi e fare politica e sono momenti molto significativi per un partito. Grazie Andrea Martella per essere stato con noi. Chiedo alla regia se abbiamo la nostra Ilaria Marchiori, mancava il punto della situazione nel veneziano, datemi conferma, altrimenti... Allora andiamo in pubblicità e a seguire dopo la pubblicità con la nostra Ilaria Marchiori, tra poco. Prima edizione, ben ritrovati ancora una volta, un'edizione praticamente interamente dedicata al maltempo. Sta piovendo da questa mattina, ma fortunatamente la situazione pare sotto controllo. Ci facciamo raccontare la situazione nel veneziano con la nostra Ilaria Marchiori che è collegata da Mestre. Eccoti Ilaria, ti ho annunciato poco fa, buongiorno. Buongiorno a te Anna, buongiorno ai nostri telespettatori. In realtà qui nella zona della terraferma, insomma nel veneziano non sta piovendo già da un paio di ore scarse. Siamo qui insieme al vice sindaco e assessore alla protezione civile del comune di Venezia Andrea Tomaello per fare il punto della situazione. Benvenuto Tomaello, innanzitutto con la protezione civile come siete organizzati per far fronte a questa giornata visto il bollettino che era stato diramato proprio ieri dalla Regione Veneto? Sì, assolutamente, visto il bollettino che prevedeva allerta rossa per rischio idrogeologico e arancione per temporali nella giornata di oggi, abbiamo attivato le quasi 5 squadre della protezione civile, di volontari della protezione civile del comune di Venezia dislocate su tutto il territorio comunale. Sono circa una trentina di persone, di volontari pronti ad intervenire in caso di emergenza, oltre ad aver attivato il COC comunale che è quello che insomma un po' coordina, recepisce le informazioni nel caso di emergenze. Per fortuna questa mattina insomma, non ci sono stati danni, c'è stata un'acquazzone forte ma non si sono registrati né danni né altri problemi. È prevista pioggia anche oggi pomeriggio, anche con qualche temporale. Sappiamo che questi fenomeni estremi, soprattutto durante il periodo estivo, possono anche causare qualche problema, quindi insomma, l'attenzione rimane alta sperando che insomma, non succeda niente. Ci sono delle zone particolarmente attenzionate o su cui insomma, vi è stato detto di porre maggiore attenzione? No, in generale su tutto il territorio comunale. Dopo sappiamo che ci sono delle zone che facilmente magari vanno sott'acqua, come è successo qualche mese fa nella zona del Bissuola o magari in altre zone della terraferma, però insomma
cerchiamo di monitorare a livello generale tutto il territorio, guardando le previsioni, attendendo anche magari novità dalla Regione o dal Centro di Protezione Civile per insomma cercare di essere pronti. Ecco, per quanto riguarda invece Venezia, sono le 13, dunque dovrebbe esserci proprio in questo momento un picco di marea di 110 centimetri, il Mose però non è stato alzato. No, non è stato alzato, il protocollo del commissario del Mose e comunque degli enti che gestiscono il Mose prevede che venga alzato sopra i 110, questo picco è arrivato, abbiamo visto il bollettino emesso dal centro previsioni di marea del comune di Venezia e quindi porterà qualche disagio nell'area soprattutto di San Marco. Le previsioni poi per i prossimi giorni comunque sono di maree sotto i 100 centimetri, quindi il disagio dovrebbe essere limitato. Poi comunque la previsione cambia di giorno in giorno, quindi anche di ora in ora, quindi è meglio sempre tenere monitorato le varie previsioni, dipende dove dopo si sta. Ecco, infatti questo quanto anche ci hanno detto i vigili del fuoco che abbiamo sentito proprio poco fa, si tiene monitorata la zona, al momento non sono state rilevate nel veneziano particolari criticità, ci auguriamo che la situazione resti questa, in ogni caso sono tutti mobilitati e pronti a intervenire. Ringrazio Andrea Tomaello, vice sindaco e assessore alla protezione civile del comune di Venezia, qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Ilaria e noi riusciamo ora a ascoltare il presidente della provincia di Treviso Stefano Marcon, che era stato raggiunto dal nostro Christian Arboit. Christian, siamo da te. Sì, Anna, siamo proprio all'interno dell'ufficio del sindaco, lo stiamo disturbando in un momento appunto abbastanza concitato perché sindaco Marcon, insomma è l'ennesima giornata di allerta, soprattutto qui a Castelfranco per i motivi che abbiamo spiegato lungo questa prima edizione. Quanto c'è da preoccuparsi soprattutto in vista del pomeriggio? Adesso come vedete non sta piovendo, anzi c'è un raggio di sole, annunciano precipitazioni importanti dalle 16 in avanti e quindi siamo in allerta come da bollettino. Abbiamo attivato il COC, abbiamo fatto delle comunicazioni preventive ai cittadini che sono stati colpiti dalla passata alluvione, abbiamo aperto un punto di distribuzione sacchi già ieri sera e un altro è in funzione da oggi. Con il consorzio siamo in contatto, hanno svuotato tutti i canali, i fossi, hanno addirittura interrotto il minimo deflusso da fare sulla Venale, che comporterà anche qualche problema sull'irrigazione, ma sappiamo insomma essere a fine stagione. Quindi siamo in contatto con i consorzi, sia quello di bonifica che quello di risorgive, e teniamo monitorata la situazione. Ecco, a livello provinciale non ci sono al momento criticità, se non appunto magari sul Fadalto, ma sì, già abbiamo dato... Ho sentito sì che il Fadalto è chiuso, grossi problemi ad ora non mi sono stati annunciati e quindi insomma la situazione sta tenendo. Ecco, due battute velocissime. La prima, abbiamo visto documentato che qui a Castelfranco sono arrivate le paratie fisse in alluminio, in metallo, sembra Venezia. Anche questo è un segnale. Il tema a Castelfranco oggi da superare, il più grave di tutti, è quello dell'ansia dei cittadini. Ogni qualvolta si vede una nuvola i cittadini giustamente vanno in panico. Ho ricevuto questa mattina un comitato degli alluvionati, abbiamo condiviso un percorso e quindi sì, i cittadini si sono attivati a titolo personale con dei sistemi di difesa passiva. Li invito, perché alcune segnalazioni mi arrivano, a proteggere la propria abitazione, di non mettere barriere su viabilità pubblica, perché oltre a creare dei problemi poi nell'eventuale gestione di un'alluvione, crea problemi anche nella viabilità, questioni di sicurezza. Insomma, le strade che vanno chiuse vanno chiuse con ordinanza del sindaco e quindi invito, e lo ripeto, qualsiasi cittadino che si è attivato, e lo ringrazio, di farlo però esclusivamente rispetto alla propria abitazione. Ultimissimo flash, c'è una buona notizia, c'è un decreto del Ministero per quanto riguarda la prima ondata di maltempo di maggio. C'è un
un'ordinanza della Protezione Civile, è arrivata il 3 di settembre a questi uffici, dove danno mandato ai comuni di raccogliere i dati dei danni patiti da privati, da imprese oltre che pubbliche per gli eventi alluvionali che vanno dal 15 maggio al 4 di giugno. Quindi per quel che interessa Castelfranco Veneto, per il primo evento alluvionale, quello di maggio, del 16 maggio. Ecco, che aveva riguardato il centro di Castelfranco e soprattutto la località di Bella Venezia. Esattamente. Allora, con il sindaco Marcon noi ci terremo costantemente aggiornati per tutto il pomeriggio. Grazie sindaco e buon lavoro. Anna, con Alberto Pivetta ti restituisco la linea. Grazie al nostro Christian Arboit, che appunto ci ha raccontato la zona della Castellana con tutta una serie di collegamenti. Allora noi passiamo a presentarvi i prossimi ospiti che ci hanno raggiunto in studio, le penne nere che tanto amiamo, che tanto amate. Ci ha raggiunto Franco Giacomin, presidente ANA Treviso. Franco, buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere con noi. E poi c'è Paolino Pontello, capogruppo ANA Falzè di Trevignano. Buongiorno. E stiamo per festeggiare i 70 anni e quindi insomma è un compleanno davvero particolare. Vorrei partire, Franco, da lei per un attimo, per agganciarmi a quello che abbiamo visto e ascoltato legato al maltempo. I cittadini comunque vivono ancora nella paura. Noi sappiamo che gli alpini sono le prime sentinelle del territorio, lo siete sempre stati, lo siete ancora impegnati quando il territorio soffre, no? Che rapporto avete con questo territorio e qual è l'impegno che riuscite a garantire? Certamente la nostra presenza è una presenza costante nelle nostre comunità e anche sul fronte delle emergenze, in particolare con le squadre nostre, le 23 squadre di protezione civile, di volontari di protezione civile ANA, che se attivati possono essere attivati dal Dipartimento Nazionale piuttosto che dalla Regione Veneto o dai comuni, laddove le squadre hanno delle convenzioni che permettono loro di attivarsi nel momento in cui il comune attiva il COC. Al momento nel nostro territorio, almeno questa mattina, non ci sono situazioni particolari. Quindi non siete stati? No. Le squadre sono tutte attivate chiaramente, però non sono operative al momento. Qualcuno sta lavorando per riempire i sacchi che probabilmente potranno essere utili nel pomeriggio sera, però al momento la situazione è tranquilla da questo punto di vista. Un territorio che è fragile, l'abbiamo visto, voi avete sempre questo sguardo, no? Sul territorio, ed è uno sguardo che da sempre cercate anche di insegnare alle nuove generazioni, no? Ne avevamo parlato anche in una precedente intervista. Sapete comunicare alle nuove generazioni quanto il loro apporto sarà importante anche alla luce dei cambiamenti climatici che stiamo vivendo, Franco? Certo, la componente ambientale è uno degli aspetti che vengono trattati nel momento in cui ci mettiamo a disposizione degli istituti scolastici con degli incontri frontali con i ragazzi proprio per spiegare diverse tematiche, senza nulla togliere né sostituirci a quelli che sono i compiti istituzionali. Però il fatto stesso che quest'anno in tutto il territorio nazionale siano stati attivati 12 campi scuola per ragazzi dai 16 ai 25 anni, coinvolgendo 850 ragazzi, la dice lunga a mio avviso rispetto a quello che è il nostro impegno nei confronti delle nuove generazioni. È un tema che ci vede quindi direttamente coinvolti e che anche a partire dal nostro Presidente nazionale riteniamo sia fondamentale cercare di provare a dare dei segnali di disponibilità e anche, se possibile, tracciare fissare dei paletti rispetto a quelli che sono i rapporti che i ragazzi hanno all'interno della nostra società, non sempre facili, già a partire dalla famiglia, diciamo così, ma noi cerchiamo perché ci crediamo. Come le sembra stiano rispondendo qui i ragazzi? Assolutamente bene, al di là di quelle che sono anche talune considerazioni forse eccessive rispetto ai ragazzi, ma noi vediamo che le risposte ci sono positive e questo ci riempie di orgoglio, perché vuol dire che quello che si sta facendo è un lavoro che probabilmente porterà dei frutti, non certamente dei vantaggi a noi, ma alla società e alle comunità dove i ragazzi sono inseriti.
E ci sono tanti anni di storia, Paolino, 70 anni di storia, ad esempio nel territorio di Falzè di Trevignano ci si prepara per un nuovo raduno, 20, 21, 22 settembre se non sbaglio sono le date, è corretto? Anche qui è la comunità che incontra gli alpini che incontrano la comunità. Certamente, ecco, noi siamo già al terzo raduno sezionale che organizziamo, sempre nei eventi del 50esimo, nel 60esimo e quest'anno del 70esimo. Ecco. Quest'anno ricorre il 70esimo anniversario della fondazione del gruppo, il 50esimo anniversario della posa del cippo alzabandiera al monumento ai caduti proprio di Falzè, 20esimo anniversario dell'inaugurazione della nostra sede che abbiamo lì assieme in parrocchia, più il 10° anniversario dell'inaugurazione della sede della Protezione Civile a Signoressa. Quindi raggruppiamo tutti questi anniversari, tutti i traguardi raggiunti in concomitanza con il raduno sezionale 2024. E che cosa succederà in questi 3 giorni? Beh, in questi 3 giorni abbiamo già iniziato in aprile con la nostra festa di primavera, che era la 50esima edizione della festa di primavera. Abbiamo iniziato con una serata dedicata a tutte le persone, soprattutto alle donne, che ci hanno sempre dato una mano e supportato in questi 50 anni di festa di primavera. È stata una bella serata a cui ha partecipato anche la Scuola Musica Vivaldi di Falzè. È stata assolutamente dedicata ai ringraziamenti, diciamo, a tutti quelli che ci hanno aiutato per questa cosa. Poi partiamo con il 13 adesso di settembre, che è il 20° anniversario della fondazione del gruppo Montagna Mario Belè. È dedicato a un nostro socio alpino, era il nostro tesoriere, prematuramente scomparso più di 20 anni fa. E era un'iniziativa che lui aveva già in mente prima di morire, di formare un tributo a lui, no? Realizzare quello che lui aveva immaginato. Di aggregare un gruppo di amici, amanti della montagna per andare a fare più escursioni assieme e meglio organizzarle. Ecco. Quella sera ci sarà la presentazione di un libro da parte del gruppo Montagna, la presentazione di un filmato sempre realizzato da loro e tutto accompagnato dal coro Valcanzoi di Castelfranco Veneto. Ricordiamo la data, il 13 Il 13 settembre al Teatro Comunale di Falzè. Ecco, in modo che poi anche i telespettatori possano avere le coordinate per esserci. Invece raduno sezionale 20, 21, 22, io vedo qui ad esempio che nella giornata del 20 la sera ci sarà uno spettacolo teatrale degli alunni della scuola primaria di Falzè dal titolo Come i ragazzi vedono gli alpini. È una lettura interessante, no? Nella locandina voi avete anche pubblicato dei disegni che i ragazzi hanno fatto proprio da loro, dedicati a voi. Sì. Addirittura quella giornata inizia al mattino con tutti gli alunni delle scuole medie e le 3 classi delle scuole elementari che accompagneremo all'inaugurazione della cittadella della Protezione Civile che sarà allestita al Parco Mario Rigoni Stern lì a Falzè. Quindi saranno accompagnati in diverse attività organizzate dalla Protezione Civile, dove ci sarà appunto la piazzola idrogeologica, che è appunto il tema che parlavate anche prima, la piazzola subacquea, i droni, la piazzola alpinistica, l'informatica e la cinofila. Quindi che l'informatica adesso è anche il clou, no? Ma anche perché poi a questi ragazzi dobbiamo parlare con i loro strumenti e aiutarli anche a conoscere questo territorio. Si parte con i piccoli, no? Con quelli delle elementari, perché bisogna partire già diffondendo i valori che sono i valori base degli alpini. Assolutamente sì, i ragazzi poi di quell'età sono delle spugne da questo punto di vista, quindi sono in grado di recepire quegli aspetti essenziali che poi siamo convinti rimarranno dentro di loro per tanto tempo e magari per loro sarà motivo anche di approfondimento e di conoscenza ulteriore. Magari anche qualcuno sicuramente sarà portato a interessarsi di più degli aspetti legati all'ambiente e alla protezione civile e quindi effettivamente i ragazzi vanno coinvolti fino dai primi anni. Come
Come siamo messi con la bilancia giovani-vecchi, se così si può dire, Boccia e Vecchi, per le sezioni degli alpini? Chiaramente dopo la sospensione del servizio militare obbligatorio nel 2005 il reclutamento, sappiamo, è solo su base volontaria e con un numero limitato di persone. E chiaramente questo, mentre prima c'era un naturale serbatoio di, da cui si poteva attingere, adesso non è più così. L'età media dell'Associazione Nazionale Alpini siamo oltre i 60 anni, 62 anni e qualcosa. La nostra età media della nostra sezione di Treviso è leggermente sotto, siamo sui 60, però chiaramente è come dire, è inevitabile che effettivamente negli anni diminuiscano naturalmente le risorse e aumenti di conseguenza anche l'età anagrafica. Però questo, voglio dire, non ci deve spaventare, perché non è una cosa che succederà domani, dopodomani, ma almeno la vita dell'associazione, io credo, durerà per tanti anni ancora. Quindi deve essere sempre motivo di miglioramento, di confronto continuo e non dobbiamo fermarci. Anche un po' alla luce, no, di quanto continuate a seminare sul territorio e le adunate che noi sempre raccontiamo in diretta, e anche questi raduni sezionali sono un modo per, come si diceva prima, fare comunità. Quanti siete nella sezione di Trevignano? Poi sappiamo essere di Falsè, Signoressa, ci sono le varie frazioni. A Falsè, ad esempio, nel gruppo di Trevignano gli associati siamo in 145, di cui 89 alpini, e gli altri sono amici o ad aggregati, insomma, che comunque partecipano molto attivamente a tutta la vita del gruppo, insomma, soprattutto in queste iniziative locali che facciamo. Ecco. Quindi abbiamo detto 20, 21, 22, diversi momenti importanti, e poi anche come dire, la realizzazione di questa cittadella per permettere anche alle persone di toccare con mano. Quali sono le vostre competenze come alpini? Come alpini, noi, la cittadella è completamente organizzata autonomamente dalla Protezione Civile ANA di Treviso, che è molto attrezzata e ben fornita di tutto. Noi daremo il supporto locale e tecnico, abbiamo una struttura sia comunale che parrocchiale proprio verso il Parco Marino Universitario, molto ampia, e ci sono spazi enormi. Diamo supporto logistico, diciamo, ecco, e accompagniamo soprattutto i ragazzi, che sarà compito nostro, a visitarla. Poi dico anche che sarà visitabile anche il sabato mattina dalle 9 alle 13:30 a qualsiasi persona vorrà farsi un giro, insomma, da noi là. Infatti vediamo che c'è un ampio programma, il concerto sabato sera alle 20:30 al Teatro Comunale, il concerto dell'Otetto ANA Treviso, perché gli alpini comunque vivono anche con la musica, no? Possiamo raccontare un po' questo connubio bellissimo che c'è tra gli alpini e la musica? Certo. Diciamo che la nostra sezione, peraltro, non dico che è unica, ma certamente da questo punto di vista estremamente attrezzata. Abbiamo 6 cori ANA, più un gruppo vocale che è appunto il gruppo vocale Otteto. 7 cori, chiamiamoli così, che vivono quei momenti che ci permettono da un lato di rinnovare la memoria rispetto a quello che è anche che è stata la nostra storia, ma anche di rinnovarsi ponendosi sempre come dire, propositivi rispetto a nuove idee, a nuove emozioni. In particolare a Treviso anche quest'anno è stato attivato il concorso che si chiamava Una canzone per la Dunata, cioè era nato con l'idea di fare un concorso per poter trovare una canzone, una canta in previsione della Dunata. È cambiato il nome, ma lo spirito e l'impegno è lo stesso. Quindi entro fine anno riceveremo gli spartiti o comunque le cante che ci verranno proposte, e poi c'è una giuria che identificherà la canta più idonea. Canta che verrà proposta il prossimo anno proprio in occasione del raduno sezionale che faremo il prossimo anno
a Montebelluna. Ecco, è importante anche ricordare questo appuntamento. Vedo tra le carte che ci avete portato anche l'impegno a sostegno dei missionari di Falzè nel mondo, perché voi insomma siete sul territorio ma siete anche nel mondo, no? Come impegno, possiamo dirlo? Sì, Falzè, in cosa consiste questo impegno? No, diciamo che Falzè è un paese che ha avuto diversi missionari impegnati in giro per il mondo, ecco. Soprattutto in Africa, dove abbiamo contribuito e anche sono andati giù alcuni nostri volontari, mi sembra 5, a dare una mano alla ristrutturazione di una chiesa. Poi abbiamo in Brasile Padre Luciano, dove abbiamo contribuito alla realizzazione di alcune cisterne per l'acqua potabile nei villaggi che lì c'erano. E poi anche ad Haiti, dove 2 nostri soci sono andati oltre a averla finanziata, abbiamo anche costruito manualmente proprio una piccola casetta dopo il terremoto del 2010, mi sembra sia successo ad Haiti. Ecco. Quindi questa è la nostra collaborazione. Beh, insomma, meraviglioso, no? L'idea di partire, poi insomma è volontariato, questo, no? Ricordiamo che è volontariato, quindi sono anche insomma interventi che vengono sempre fatti a spese vostre. Il nostro Lucio Zanato, che so che voi conoscete molto bene, ci manda un aggiornamento legato al maltempio, deviazione obbligatoria autostrada Vittorio Veneto Nord, un uomo in strada in direzione Belluno, siamo in A27, ricordo che il Fadalto è stato chiuso proprio a livello preventivo per il maltempo. C'è il nostro Lorenzo Maier in collegamento, mi confermano dalla regia, perché in chiusura non possiamo non fare un passaggio sul maltempo. I fan della mostra del cinema di Venezia tutti con l'ombrello, ma non possono perdersi ovviamente questa 81esima edizione. Lorenzo, buongiorno. Sì, buongiorno a te, ai nostri telespettatori. Sì, la pioggia ha spezzato anche la mostra questa mattina, non ci sono stati danni, disagi sì, sicuramente bagnate non restarono, ma i fan, infatti il tappeto rosso, o meglio le transenne lungo il tappeto rosso che sono affollate ogni mattina, si sono svuotate. Oggi è ancora una grande giornata con i 2 film italiani in concorso, poi un film cinese, ma anche tanti temi che sono stati trattati qui, tra i quali anche c'è stato un ritorno a quella che è stata la visita di Papa Francesco a Venezia, con la presenza del Cardinale Trentino, che ha presentato un film proprio sull'esperienza del Padiglione Vaticano allestito al carcere della Giudecca. Stiamo vedendo le immagini di Lady Gaga. Lorenzo, sei riuscito ad avvicinarti, ad incontrarla? Sì, Lady Gaga l'ho incontrata, tra l'altro è stata anche molto gentile, perché il direttore della mostra aveva, non so neanche in realtà per che motivo, ma aveva parlato di me in qualche modo, perché l'avevo incontrata nel 2019, appunto quando è stata qui con Joker, e allora il direttore Barbera mi ha fatto questa sorpresa, mi ha detto che appunto aveva chiesto di me se volevo salutare. L'ho salutato ovviamente molto molto volentieri. Lady Gaga, che è stata per adesso, fino adesso, l'unica star che è arrivata, pur circondata da un ampio cordone di sicurezza, non è arrivata in macchina, ma è arrivata a piedi dal lungomare, per cui una cosa davvero inedita, che ha riportato la mostra agli anni 70-80, quando i grandi divi non avevano questo cordone. La passeggiata di Lady Gaga rimarrà nella storia. Assolutamente, assolutamente, stiamo vedendo le immagini, sicuramente in tanti ti stanno invidiando evidentemente, Lorenzo, anche per questo tuo contatto ravvicinato con Lady Gaga. Grazie per i tuoi report, che ovviamente avremo anche questa sera su questa nuova edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che speriamo essere sempre meno bagnata, insomma, speriamo che il tempo ci dia un po' di tregua. Grazie Lorenzo, buon lavoro. Arrivederci Lorenzo. Allora, una battuta in chiusura. Paolino vuole così fare anche un invito, no, a chi ha voglia di raggiungervi il 21-22 settembre a Falzè per festeggiare i 70 anni.
Di solito la presenza ai raduni sezionali è sempre molto numerosa. Ci auguriamo che sia ancora superiore agli altri raduni fatti, visto anche il ricco programma che proponiamo e la solita ospitalità sembra che noi a Falzè abbiamo sempre dato, insomma, agli alpini anche della sezione di Treviso. Anche perché si deve arrivare a 100, poi a 100 anni ci sono altri obiettivi da raggiungere, gli alpini non si fermano mai, vero Franco Giacomini? Non si fermano mai gli alpini, li abbiamo visti nel mondo con gli acquedotti, con le casette e anche qui sul territorio. Assolutamente sì, voglio solo ricordare che gli sforzi che il gruppo ha fatto in tutti questi anni ha permesso loro, anche attraverso la festa della primavera, 50 anni di festa di primavera, di raccogliere quei fondi che poi sono necessari per questo tipo di necessità e di interventi. Quindi è diciamo così, una storia a tutto tondo che coinvolge il gruppo, ma di conseguenza e di riflesso anche tutta la sezione. Noi siamo orgogliosi di questo lavoro e speriamo che effettivamente tanti arrivino, ma sicuramente sarà così, e ci uniremo tutti al gruppo di Falzè in queste giornate importanti. 20, 21, 22 settembre, segnatevelo. Grazie a Franco Giacomini e grazie a Paolino Pontello per averci raggiunto in questa nostra prima edizione caratterizzata da un'ampia pagina dedicata al maltempo di cui vi aggiorneremo anche nei nostri notiziari della sera. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Alle 18:30 c'è il telegiornale del Veneto e poi gli altri notiziari a seguire. Arrivederci.